È molto utile fare delle esercitazioni periodicamente, per noi è un modo intanto per ripassare in tempo di pace quelle che sono le regole, le modalità con cui interveniamo quando ci sono le emergenze. In questo caso a maggior ragione è stata fatta insieme a dei colleghi nuovi che sono stati assunti a partire dall'anno scorso, per cui abbiamo messo insieme un po' quelli più esperti insieme ai ragazzi nuovi appena assunti, in modo che gli potessero trasmettere quelle che sono un po' le regole tutto quello che si è imparato nel corso di tanti eventi di Piena. Sono molto contenta perché è sicuramente un momento importante di trasferimento delle conoscenze, ma soprattutto per andare anche a individuare un'unità di corpo, che unità serve assolutamente, perché questi interventi che abbiamo messo oggi, ovviamente con un tempo molto diverso da quello che si fa in emergenza, devono essere provati prima per trovare anche una manualità e una gestualità che deve diventare immediata nel momento dell'emergenza. Sicuramente è un momento anche di raccolta di informazioni, di trasferimento tra i vecchi e i nuovi. Sì. E abbiamo fatto una giornata teorico-pratica sui provvedimenti che si adottano nel caso di Piena ed è una situazione che corrobora anche lo spirito di squadra, perché sono venuti da tutti gli uffici, quindi una conoscenza anche interpersonale che dal mio punto di vista è molto importante. Ecco, questo qua lo posizioniamo